Ok, dovremmo essere in diretta, quindi ringrazio tutti quelli che sono venuti, i miei colleghi, perdonatemi che faccio questa diretta anche per gli amici e i colleghi che stanno a casa. Allora, sì, sono venuti, stanno qui presenti con noi alcuni amici, alcuni colleghi di diverse scuole, quindi veramente sono onorata. Grazie, perché evidentemente il tema vi interessava, vi era piaciuto. Si parla del libro Cantico degli amanti dal lato del marito. Nel libro ci sono diverse sezioni, quella che mi interessava di più per questa sera è quella dedicata al Cantico dei Cantici e ho preparato un breve saggetto, non lo so se voi a casa mi potete vedere, se qualcuno potrebbe confermare, però credo che sia scritto live, quindi ci siamo. Il libro è questo. Ok, chiaramente quando si parla di temi così importanti bisogna stare bene attenti perché c'è sempre chi ti troverà la frase sbagliata, la virgola sbagliata, quindi io mi sono preparata un discorso in modo tale da non farmi nessuno nemico. Chiaramente non parlo né da catechista né da teologa, non parlo né da filosofa, parlo semplicemente da poeta che ha scritto un libro, una rilettura di questo Cantico dei Cantici. Ci hanno provato tanti, uno dei tanti è Ceronetti, infatti lo cito in questa sede. Ehm, non ho voluto puntare a chissà cosa, credo che era un atto che dovevo compiere. Anche perché io ho approfondito degli studi intorno alla regina di Saba, proprio appunto per il mio nome, quindi mi sono trovata e ho detto, sai che c'è di nuovo, voglio scrivere una rilettura del Cantico dei Cantici. Ce ne sono state tante, veramente di diverse, anche le traduzioni, però la mia non è una traduzione, è proprio una rilettura. Nel Cantico dei Cantici, come voi sapete, si parla di due figure, il re Salomone e la Sulamita. Questa Sulamita, che cos'è la Sulamita? È la donna del deserto, no? La donna che viene dal deserto. Chiaramente il libro, questo libro qua, editore Stefano Donne, è un libro che nasce con una genesi un po' tortuosa, però alla fine l'editore ha voluto concepirlo come un libretto d'amore, quindi incentrato sempre su questa tematica amorosa. Ha la prefazione di un poeta abbastanza conosciuto, non solo negli ambienti, Pasquale Vitagliano, e un altro poeta molto conosciuto, anche lui, Giampaolo Mastropasqua. Quindi all'inizio del libro si trovano le sue parole, quello che lui ha scritto intorno al libro, e alla fine le parole di Giampaolo. Si tratta di due maestri che ho voluto coinvolgere in questa pubblicazione perché loro mi sono stati molto vicino, chiaramente nella crescita di un autore, diverse sono le influenze negli anni, quindi loro in questa pubblicazione mi sono stati vicino, l'hanno curata, anche altri poeti, saluto Marcello Buttazzo che mi ha appena contattato per sapere dove si poteva vedere la diretta, quindi loro hanno creduto in me negli anni. Questo è un libro che è stato concepito negli anni, quindi non ha una genesi insomma legata a questa annualità. È stato concepito nel 2021, poi piano piano si sono avute diverse versioni, quindi loro mi hanno seguito in questa crescita. Il Santo dei Santi, quindi il Cantico dei Cantici, è attribuito storicamente, quindi un po' di cenni storici, al re Salomone risalente al X secolo avanti Cristo. Quindi si individua la composizione del Cantico dei Cantici al IV secolo, al IV secolo avanti Cristo. Gli esegeti quindi non hanno dato una definizione certa, una storicità al libro. Si tratta di un libro scritto per e da il re Salomone, ma questo re Salomone è vissuto nel X secolo avanti Cristo, mentre gli esegeti datano il Cantico dei Cantici intorno al IV-V secolo avanti Cristo. Quindi pensiamo bene alla linea del tempo che copre questo cantico.
cantico. La stessa Regina di Saba, che io ho studiato e ne ho parlato anche in diversi video, non è una regina che possiamo dire realmente esistita. Ci sono delle tracce, ci sono dei reperti, ma non sappiamo, per ora diciamo che è una figura leggendaria, ma non sappiamo se sia veramente esistita. Ad ogni modo, la lingua in cui è stato scritto questo Cantico dei Cantici in originale è l'ebraico, l'aramaico. Quindi il titolo è traducibile con il cantico più bello, con il cantico sublime. Il Cantico dei Cantici quindi è descritto in questo libro sacro etiope che si chiama Kebra Nagast. In Etiopia ancora credono nella regina di Saba, quindi loro la venerano ed è una vera e propria divinità, quindi loro ci credono che sia esistita questa regina. Questa regina è anche chiamata Makeda e avrebbe dato un figlio a Salomone di nome Menelik. Il regno di Saba dove si trovava? Questo regno di Saba si trovava nell'attuale Yemen, nell'Eritrea, nell'Etiopia, quindi non è localizzato in modo preciso, però si stanno continuando a fare delle ricerche, diciamo, possiamo dire che si trovava più o meno tra lo Yemen e l'Etiopia. La regina di Saba è raccontata anche nel Corano, prima si parlava della differenza tra musulmani e cattolici e dei punti di incontro, e nel primo re della Bibbia, nel secondo libro delle cronache e anche nei Vangeli. Gesù stesso fa riferimento a questa regina del sud. Quindi la leggenda della regina di Saba è stata poi ripresa nella letteratura nei secoli con Boccaccio e anche con la scrittrice Christine de Pisan con il libro della città dalle dame. Ok, tutta questa introduzione era per dire che la regina di Saba non è solo presente nell'immaginario collettivo, quindi in ognuno di noi, chi non conosce la regina di Saba che viene dal sud per criticare, no? per giudicare il popolo. Ad ogni modo, anche nella musica, così come nell'arte, nei secoli è stata ripresa la figura di questa regina. Per esempio nel balletto abbiamo Ottorino Respighi, che appunto ha scritto Belkis, la regina di Saba del 1932, o anche Handel con Solomon del 79, Gounod con Reine di Saba del 62, Goldmark, la regina di Saba del 75. Così anche nel cinema è stata ripresa con il film Salomone e la regina di Saba di Vidor nel 59, Salomone con una miniserie televisiva di Roger Young del 97, The Librarian 2, Ritorno alle miniere di Re Salomone, che è un film per la televisione di Jonathan Frakes del 2006, quindi quello più recente. Nell'arte chiaramente abbiamo tantissimi riferimenti a questa regina di Saba, come nell'opera di Salvatore Dalì, Tu sei tutto amore mio. Qui non abbiamo potuto proiettare delle slide, però basta cliccare su Google Regina di Saba Salvatore Dalì e troviamo queste opere, questi piccoli schizzi destinati alla compagna. Quindi Tu sei tutto amore mio, ispirata quindi al Cantico dei Cantici dedicata appunto alla compagna, sono datati del 1971. Lo stesso Chagall che ha dedicato una serie di tele, 5 tele datate 1954-57, sempre alla moglie, con la definizione, quindi con la dedica a Baba, mia moglie, mia gioia e mia allegrezza. Ovviamente per questo tipo di excursus però abbiamo bisogno di più tempo, di proiettare alcune immagini. Comunque vi immaginate che chiaramente questo tema così importante nel corso dei secoli è stato ripreso da tutti i punti di vista, quindi non solo nella storia dell'arte, nella lirica, nel balletto, nel cinema, ma veramente in tutti i tipi di immaginari. Il Cantico dei Cantici, quindi che cos'è? Oggi ne parlano tutti, ne parlano gli esegeti, ne parlano i teologi, ne parlano veramente tutti. Si può definire quindi
uno dei più sensuali riferimenti letterari all'oblatività dell'amore, all'amicizia degli innamorati e alla dimensione erotica. Nonostante questo è stato un tema ampiamente dibattuto anche per la storia della teologia, perché basti pensare a Tommaso d'Aquino nel 1225. Tommaso d'Aquino è vissuto dal 1225 a 1274, quindi stiamo parlando proprio dei primi teologi della storia. Tommaso d'Aquino, che è stato un prezioso propugnatore delle riletture dell'opera, affermandola come simbolo delle nozze mistiche tra Cristo e la Chiesa. Così anche Sant'Agostino ha ripreso lo stesso tema e Sant'Ambrogio. Quindi le definizioni per quanto riguarda questo Cantico dei Cantici sono principalmente tre. In prima analisi si pensa che il Cantico dei Cantici sia un cantico del popolo di Israele dedicato appunto a Israele. In seconda analisi si parla del fatto che potrebbe interpretarsi come l'amato che rincorre l'amata, quindi il popolo e la Chiesa nel matrimonio mistico, o anche insomma la lettura più facile, più simbolica, quella che si usa anche per il matrimonio degli sposi, che è quella dell'amato verso l'amata, quindi un percorso erotico all'interno della Bibbia, un percorso sensuale, erotico, una delle punte più alte della sensualità letteraria. Il Cantico dei Cantici è stato anche letto come unione statica tra l'amato e l'amata, come matrimonio mistico, quindi l'abbiamo definito, e Guido Ceronetti, in questo caso che cito, Guido Ceronetti che è morto da pochi anni, penso che tutti quanti lo conosciate, no? Guido Ceronetti, drammaturgo, filosofo, grande pensatore, propugnatore del pensiero libero, no? Ceronetti, morto a Cetona. Ceronetti appunto ha tradotto quest'opera e ne ha fatto anche un commento suo personale, sottolineando i significati speciali. Chiaramente si tratta di un'opera, se vogliamo, anche sull'erotismo, quindi Bataille e tanti altri filosofi ne hanno parlato, in questo caso cito Levinas, però veramente tanti hanno parlato di quest'opera, perché resta un enigma all'interno della Bibbia, di come la Bibbia abbia potuto tramandarsi con quest'opera così sensualissima, così erotica, no? Dell'incontro. Ceronetti parla di un idillio pastorale, il suo modo di vedere le cose è che è un idillio pastorale, perché comunque si parla del quinto secolo avanti Cristo, quindi del regno delle tribù, quindi di questa Sulammita, di questa donna che è innamorata di Salomone, però è anche questa donna una regina, che è la regina di Saba, che viene dal sud per andare da Salomone e a fargli porgli delle domande, degli enigmi intorno alla sua saggezza. Quindi immaginiamoci questa donna con 2 tonnellate di oro a seguito di elefanti, cavalli, tutto quello che si poteva avere dall'Etiopia, che va incontro al re Salomone. Quindi Ceronetti appunto sottolinea questo ambiente pastorale, agrestre dell'opera. Per i mistici come San Giovanni della Croce, il cantico è ancora una volta l'amore dell'anima a Dio. Quindi più se ne scruta il testo, meno lontani si fanno i piani di realtà diverse ai quali si può accedere dal suo, che è immobile e sospeso, mai a livello di un piede fermo. È un sogno erotico, non un racconto. Non è la storia degli adulteri di David e Betsabea, degli incesti di Amon e di Tamar. Non vuole né avvertire né eccitare, vuole soltanto rivelare qualcosa attraverso il suo sogno, qualcosa che in certi luoghi e tempi predestinati le ipostasi divine hanno celebrato in figura di amanti umani.
In questi giorni ho seguito vari biblisti che hanno curato l'opera Il Cantico dei Cantici. In questa sede volevo citare questo biblista Don Francesco Giosuè Voltaggio, biblista e professore di archeologia e sacra scrittura in Terra Santa, che sottolinea l'interpretazione allegorica e letterale di questo Cantico dei Cantici, perché il Cantico dei Cantici in definitiva fa riferimento ai canti egiziani, i canti della Mesopotamia, quindi anche al genere wasp, al genere arabo, quando gli sposi declinano le loro bellezze tramite la poeticità del corpo. All'epoca questa cosa era comunque impensabile, questo trattato così sull'erotismo era impensabile, eppure si è tramandato nei secoli come definizione dell'amore degli amanti. Infatti il rabbino Akiba lo definisce il Santo dei Santi. Il Santo dei Santi era un luogo all'interno del Tempio in cui le persone normali non potevano accedere, chiaramente, e lui stesso lo definisce il Santo dei Santi. Il mondo intero non vale il giorno in cui il cantico fu dato a Israele, perché tutte le scritture sono sante, ma il Cantico dei Cantici è santissimo, quindi il luogo più santo nella santità. Infatti molti dicono che sia anche il percorso della perfezione, della sacralità. Senti Sabatina, io ti voglio dire una cosa. Io sono curioso di te, soprattutto come poeta. Okay. Cioè mi interessa più la tua poesia che la tua erudizione. Va bene, io mi sono preparata. Insomma, la lettura di la mia rilettura del Cantico dei Cantici. Ammetto che Ceronetti ne fa una rilettura molto più speciale, chiaramente, lui è un maestro, però io mi sono addentrata in questa poetica, perché veramente è una poetica. Cantico degli amanti. Io sono per il mio diletto e la sua brama è verso di me. Non si propone come una traduzione, siamo a pagina 73, si propone semplicemente come una rilettura di quello che è stato tramandato nei secoli. Non esiste tradimento negli amanti. Lui, mio fratello, mio sposo e mio amante, mi ha introdotto nella cella del vino e tra me e lui un nastro d'oro brilla alle luci della notte. Ci riconosciamo tra mille. Mi dice che sono bella, riempiendomi di questa grazia. È generoso, buono, soprattutto con me, che riempio il suo letto. Siamo amanti. La sua sinistra è sotto il mio capo e la sua destra mi abbraccia. Cantico degli amanti, un cantico e nel letto degli amanti bagnati di vino. Questa è l'introduzione che se ne fa del Cantico dei Cantici. Sottolineiamo che il Cantico dei Cantici quindi ha 3 letture. L'amore erotico, l'amore passionale, ma l'amore anche fraterno che si vuole proprio ad un fratello, quindi il fratello amante, in questa letterarietà un po' incestuosa, ma è così, è anche l'amore che si vuole al fratello amante ed è anche l'amore che si vuole a Dio attraverso un uomo ed è l'amore che si vuole anche ad un figlio. Quindi l'amore, l'oblatività, la dedizione che si vuole a un figlio, quindi è altissimo, si tratta di letteratura sublime. A me è piaciuto molto riscriverlo perché veramente io penso che ci ho messo 36 anni per riscrivere una cosa del genere, per prendermi la briga di poter riscrivere una cosa simile, ma penso che sia veramente uno dei punti più alti di quello che si può vivere dell'amore su questa terra. La sposa, questo è un dialogo tra la sposa, lo sposo e il coro, cioè molti hanno interpretato l'harem, molti hanno interpretato le donne del tempio, molti hanno interpretato le donne della città. In realtà si parla anche di 2 notti in cui l'amato scompare del tutto, quindi abbandona l'amata e l'amata cerca l'amato perché è l'anima che lo cerca. Quindi si parla anche della delusione d'amore, la delusione d'amore, il ritorno e anche della teatralità dell'amore, della ferita. Veramente c'è tutto nel Cantico dei Cantici. Se si vuole pensare all'amore, leggere il Cantico dei Cantici, anche per chi non crede, perché io sto parlando laicamente, è veramente straordinario. Allora, questa è la sposa che parla. La sposa: baciami perché la parola bacio non mi basta, tanto il desiderio che provo per te.
Di desiderio posso morire ad ogni mia cena, se tu non mangi con me, se tu non mi prendi attraverso le tue labbra. Baciami. Quando mi leghi sono in tutti i tuoi segreti, non rimando nessun piacere, lo vivo tutto nei tuoi profumi. Sento col tuo naso, mi bagno con i tuoi disegni, il tuo profumo è dorato e antico, sembra provenire dai tuoi capezzoli, fino a inebriarmi la base del collo. Non si può rimandare l'odore della mia anima che viene da te. Non puoi sorridere né ridere, lascia le tue labbra su di me, che la mia pelle ti tiene presente, fatta di te. Sono la tua musa, la tua brama per sempre. Vedi dunque che le mie ore sono intrecciate alle tue. Dimmi chi sono tra i tuoi baci. Sono sempre con te, con sole e pioggia. Mi hai legato al tuo eros e non posso dimenticarti. Caduta, attirami a te. Non dimenticarti di chiedermi addio ogni notte, anche stanotte toccami da sotto la veste di seta. Poi chiaramente, siccome è molto erotico, c'è anche insomma la bambina, però queste sono cose che effettivamente, vedi, io non ho fatto altro che riprendere le parole della Bibbia, veramente il succo delle parole della Bibbia. Se mi guardi bene sono ancora giovane, non c'è ruga palpabile sul mio viso, la tua lingua produce uno zucchero prelibato che scatena i miei sensi e solo tu puoi placare. Ho la bocca ancora socchiusa, voglio il tuo zucchero, sii sprovveduto con me e amami pieno dei tuoi segreti d'amante, introducimi ai tuoi misteri, nelle tue stanze in cui mi indichi come incontrarti ogni volta nuova. Introducimi alle tue stanze, mio bene, mio re. Fammi da guida nelle mie età, perché ad ogni bacio io possa amarti. Il mio respiro vibra di passione, come molte donne che ti guardano, ma solo mio è il mio re, solo mio è tutto se stesso. Ovviamente questa è l'introduzione dell'amata, della regina di Saba che ama il re. Segue il primo poemetto, La sposa. Volevo un attimo riprendere anche questo discorso, non è per erudizione, però per non essere pesanti poi nella scrittura, se no non ci addentriamo proprio nel senso di quello che è il cantico. Nella la traduzione di Cerenetti è diversa da quello che ne ho tratto io, è intensissima, però è anche più breve. Per esempio, lui abbonda di amore mio, la fa molto più umana. Anche io scrivo amore mio, però non mi distacco molto da quello che è il senso della traduzione che oggi c'è nella Bibbia, che possiamo leggere tutti. Ricordiamo che la Bibbia è il libro più letto al mondo, chiaramente. Ceronetti ha reso intensissimo quello che lui definisce l'idillio pastorale, l'abbiamo sottolineato, l'abbiamo detto. Io però ho dato una versione meno pastorale, nel senso a me è piaciuto immaginare veramente che questa donna era una grande regina, come si tramanda e come si dice, venerata, quindi una donna ricchissima, innamoratissima di questo re. Immaginiamoci una donna del deserto dello Yemen, dell'Arabia Saudita, con un popolo di tribù. Quindi lei, avendo conosciuto la storia di questo grande re, perché figlio di Davide, re Salomone, re saggissimo, Salomone ha avuto tante di quelle re, tante di quelle amanti che proprio non ne stiamo a contare. Quindi, e tuttavia lei voleva, ed è andata, voleva sapere come era saggio, voleva sentire che cos'era la saggezza. Lei si è messa in viaggio ed è andata verso di lui. Una storia romanzata da cui hanno tratto diversi film, una storia per la cinematografia, però reale, c'è gente che ci crede, ci prega, ma ancora nei resti del tempio e prega la regina di Saba, quindi è vero, in Etiopia sì. Quindi io ho conosciuto anche un professore universitario che mi ha dato il suo libro che ho letto, per Paolo Loffreda, dove appunto c'è scritto che nell'Arabia Saudita e nello Yemen molte persone venerano la regina di Saba. Come noi veneriamo i santi, loro venerano la regina di Saba. I contenuti chiaramente sono diversi dai miei rispetto ai suoi. Lui ha tutta una teoria filosofica, Ceronetti veramente ne fa un trattato filosofico. Diciamo che lui parte dal concetto dell'erotismo. Lui dice che l'erotismo è, lui dice che il cantico dei cantici è rincorrere qualcosa di profondamente vuoto. Non c'è, perché tu rincorri un romanticismo che è esasperato, qualcosa che non ci puoi mai arrivare. Questa è l'idea di Ceronetti. È bellissimo, è straordinario, è sublime, ma rincorre il nulla, perché lui pensa che sia veramente l'essenza dell'erotismo. Quindi l'erotismo, quando tu lo trovi, non c'è più.
perché se ci pensiamo l'erotismo è la traccia del desiderio, quindi un testo del desiderio che però resta essenziale nel suo vuoto. Lui ha tutta una teoria filosofica che andrebbe spiegata veramente con un trattato filosofico, e lui ritiene che quindi questo collegamento continuo tra amore e morte, perché poi nel cantico si dice spesso più forte della morte amore, amore più forte della morte, con la destra tiene il mio capo e la sinistra mi abbraccia, cioè quindi questo ritornare dell'amore e morte, tipica anche delle divinità egiziane, no? Gli egiziani credevano nel re sole, nel re della morte, della vita, loro credevano che ci fosse insomma una vita, perciò abbiamo i resti, no? Le famose piramidi. Era proprio uno dei filoni essenziali della loro filosofia. Quindi traendo questa filosofia anche dai popoli egiziani, mesopotamici, era chiaro che il cantico non fosse altro che un ripercorrere un cane che si morde la coda, vita e morte. Quindi in Ceronetti si parla anche di appunto questa magia della cosa pura. Se ci pensiamo, il Cantico dei Cantici è la purezza, no? La purezza degli amanti, ma il matrimonio è un qualcosa che resta puro, è un miracolo di purezza, quindi è una straordinarietà, un senso della vita. La dedizione, l'oblatività è qualcosa di meraviglioso, è una scelta, non è uno scherzo, quindi sì, una cosa pura ma realizzabile. Nel primo poemetto quindi c'è la sposa, il coro, lo sposo, e poi c'è questo duetto tra la sposa e lo sposo. Per esempio, io le traccio queste definizioni: chi parla, chi risponde, il coro. Ceronetti no, Ceronetti nella sua traduzione lo dà per scontato che sia uno o l'altro a parlare, come se fosse una sola anima a parlare. Allora, la sposa, bruna sono ma bella, qua famosissimo nel fatto che si risale proprio alla Sulammita, la regina di Saba, quando dice sono bruna ma bella, perché lei si pensava fosse nera, no? La regina nera. Bruna sono bella, guardatemi, non sono per nulla brutta, ma avvenente ho gli occhi pieni dell'acqua di Dio. Sono venuta dai tempi per incontrare il mio amato, il suo odore si spande fino all'inguine, le tende delle sue stanze sono aperte e danno sul paradiso. Non giudicate le ferite aperte, lui coi suoi balsami ha guarito ogni mia piaga. La pelle ha unito alla prima notte di nozze e ha cancellato ogni notte oscura. Ho sbagliato e i miei errori erano come acqua bollente sul vino di Dio per me. Ma ora che il tempo orrido è finito, lui ha preso per me delle bacche da un ramo d'oro che io mangio per nutrirmi. È lui il custode della mia anima. Dimmi, oggi che stai facendo? Io ti amo, non abbandonarmi a resistere alle ore senza di te. Ti aspetto per cena, non portare la mia anima in giro senza bramarmi ogni ora. Che Dio possa darti il mio sigillo per sempre. Nel cantico si parla sempre di questo sigillo, anche Battiato l'ha ripreso: ponimi come un sigillo sul tuo cuore. La promessa per sempre, il sigillare l'amore. Non lasciarmi senza di te, a perdere le mie ore con altri uomini. Vieni a vivere con me, che i nostri occhi possano unirsi ogni ora. Non lasciarmi guardata dai tuoi amici mentre tu resti lontano. Il coro. Sappiamo che tu sei bella, vogliamo che lui stia con te nudo, perché anche noi conosciamo le peripezie dell'amore e vogliamo che tu ti porta dietro di lui. Aspettalo alzato, verrà per cena ogni sera a stare con te. Lo sposo. Sei la cosa più influente per me e sei bella. Ti aspetto ogni giorno per accarezzarti le gambe e le braccia. Mi conservo ad ogni ora per essere più fresco con te di notte. Sei così bella che sembri egiziana. Ecco che si riprende ovviamente l'Egitto, la Mesopotamia, è chiaro. Vieni nella mia casa, dentro di me. Io ti aspetto ad ogni ora. Sono convinto che sei una dea a cui è stata restituita una forma umana. Mi piace guardarti mentre metti gli orecchini, ti presenti a me come una regina. Ti regalo degli orecchini con cui potrai sentire solo il mio desiderio, chiusa agli altri per sempre. Duetto tra loro. Quando lui vive senza di me, lo sento, siamo uniti. Lo sento nei pensieri, nelle mani, percepisco il suo desiderio su di me. Ho perso il senno per amore, ma sui miei seni ci sono i suoi segni.
Anche questo mi piace molto perché riprende il filone dell'amato e dell'amata che perdono il senno per amore, no? Un po' Ariosto, l'Orlando Furioso, ripreso poi da Calvino, da Dante stesso, quindi la pazzia per amore. E tutto, nel cantico c'è veramente tutto quello che si prova, che un innamorato prova, che l'anima prova. La notte prima mi bacia dappertutto e durante il giorno, quando è lontano, lo ritrovo sulla mia pelle. E dentro l'anima, è altissimo quando mi seduce, quando mi penetra. Sei bellissima, amore mio, mi piace che prima di toccarci ci parliamo come due amici, così che quando facciamo l'amore sento di ricompensarti per la tua cura. Anche tu sei bellissimo, ti amo, non sospettare di niente, sono tua ad ogni ora del giorno. Appartengo a te anima e corpo, nessuno può sciogliere il nostro legame. Lo vedi con quanta passione ti faccio l'amore, ogni notte come se fosse la prima, lo senti come ardo di passione per te. Questa casa è piena dei miei sospiri e grida d'amante. Sono come un fiore raro per te, amante, sorella, amica mia. La mia amata è un fiore per me, raro e preziosa tra le cose del mondo. La distinguo tra tutte come mia. Il mio amato è solo per me, la sua rarità incastra la mia. Mi appartiene e lo riconosco. Ascolto solo la sua voce tra tutti gli uomini della terra. Lui resta sempre giovane, non è vecchio un solo giorno. Il suo sapore segna il mio palato. Mi ha rapita e introdotta alla sua cella, alla cella del vino, e porta un vessillo solo per me, come insegna della nostra unione. Il suo vestillo su di me è amore. Per questo e non solo io sono malata d'amore, ho bisogno di lui, cerco aiuto, non riesco a vivere lontana da lui. Sostenete questo mio lamento che viene dall'anima per lui. Voglio vivere con lui, non riesco a privarmi della sua presenza. Ho sempre in me quando la sua mano sinistra mi regge la testa, mentre con la sua destra mi abbraccia. Per favore, non svegliate dal sogno la mia amata. Io voglio che il sogno in lei si prolunghi, perché la amo. È l'unica in cui mi riconosco, l'unica in cui voglio abbandonarmi. Ovviamente si tratta veramente di un dialogo tra l'amato e l'amata, c'è tutto quello che è dell'amore, veramente c'è tutto quello che è dell'amore. Volevo un attimo intervallare con questa ultima cosa. Cironetti parla di un sogno di due sonnambuli, quindi la Sulamita e il re. Allo stesso modo, no, si riprendono. La sposa però non è una sonnambula, ma il libro somiglia a un sogno. Il Cantico dei Cantici ripete che il sogno è un sogno, un po' una tautologia su questo mondo veramente onirico di perfezione pura, dove sembra mancare la vita vera, i litigi, gli errori, gli sbagli, che ne so, il perdonarsi, la vita quotidiana. Eppure c'è quando per esempio l'amata viene abbandonata e viene lasciata alle porte della città con le guardie, cosa traumatica. C'è anche tutto l'arrivo di Salomone sui suoi cavalli, no? La lettiga di Salomone, la lettiga del re. La lettiga di Salomone, come un baldacchino, ha usato il regno del Libano con il seggio di porpora e un ricamo d'amore dalle ragazze di Gerusalemme. Ragazze, uscite, guardate Salomone. La madre gli pone una corona sul capo nel giorno del suo matrimonio. Lui è felice e lo dimostra. Poi c'è tutto, ovviamente, il dialogo è lunghissimo, non voglio dilungarmi più di tanto perché avevo promesso alle ragazze 40 minuti, però insomma, se volete lo posso leggere anche tutto per addentrarci più o meno, però stiamo un po' sforando. Io avevo promesso loro di rimanere come volete. Non lo so, io posso solo tirarvi un po' le fila dei tratti essenziali. Chiaramente si fa riferimento per esempio a quando l'innamorato torna, allora sto dormendo ora, e lei, l'amata, lo ritrova dopo l'allontanamento, dopo la crisi. Sto dormendo ora, ma il mio cuore veglia col battito di Dio. Aprimi, sorella, mia sposa, perché ho desiderio di stare con te. Sono nuda, rimetto la camicia da notte. Il mio amato sta cercando di entrare. Sento il fremito del desiderio, come quando mi coglie di sorpresa. Mi sono alzata allora dal letto per aprirgli e mi sono accorta che sulle sue mani c'era come della mirra.
era sulle mie dita e poi sul chiavistello della porta, aperto allora, ma il mio amato non era più lì. Sono quasi svenuta perché non c'era più. Sono uscita a cercarlo e mi hanno trovato le guardie, mi hanno offesa, ferita, tolto il mantello. Ragazze, se trovate il mio compagno, ditegli che sono malata d'amore. Il coro. Che cosa ha lui di più di qualunque altro uomo? Perché preghi così disperata? La sposa. Il mio compagno è diverso da ogni uomo. Sulla sua testa e intorno a lui c'è come un oro di Dio. I suoi occhi hanno i colori di 1000 ruscelli e le guance sono erbe profumate del luogo della mia anima e le sue labbra sono gigli, quando mi bacia sanno di mirra. Le sue dita hanno come anelli d'oro che sposano le cose più belle e sublimi della vita. Il suo petto è d'avorio, tempestato di zaffiri, perché c'è proprio la descrizione dettagliata di Salomone, quest'uomo che anche nelle più sottili membra è santo, quindi il santo, no? Salomone era un re santo, quindi c'è la descrizione, sì, effettivamente loro descrivono l'uomo come tempestato di zaffiri, come d'avorio, come il bello ideale, no? Il suo petto è d'avorio, tempestato di zaffiri, le sue gambe sono colonne di alabastro, il mio compagno ha delizie nella sua bocca, questo è mio marito, è il mio più grande amico, il coro. Allora dove è andato nella notte tuo marito dopo aver bussato alla tua porta? Questo è proprio classico per ogni amante amato, no? L'allontanamento. Allora c'è anche questo, quello che è cosmico, quello che vale per tutte le religioni, per tutti coloro che si amano. La sposa, mio marito era impegnato a lavorare, io sono solo per lui e lui è solo per me, niente ci separa. Questa è la Scusa, si può risposta. fare qualche banale osservazione? Sì, io sono... Siccome io non sono un letterato, l'ultimo libro di letteratura che ho letto sarà qualche anno fa, più o meno. Ecco, io il Cantico dei Cantici lo lessi una quarantina di anni fa e lo lessi in una traduzione che era sulla Oquanda o Adelphi, non lo so, quindi non so se era di Ceronetti o di chi fosse. Allora io il Cantico dei Cantici lo trovo molto religioso, nel senso che la religione cristiana è una religione umanizzata, è una religione che non nega l'umano, ma lo afferma. E quindi anche l'aspetto della sessualità è un aspetto pienamente religioso, pienamente celeste, diciamo così. E, ora, però io la lettura, quello che ne capii da questa lettura, non era che si parlasse del Salomone e della regina di Saba, ma che si parlasse dell'amore normale fra le persone, nel senso che a me mi è sembrato, poi sai, non sono un esperto assolutamente, ma che anche i soggetti che parlano nel Cantico dei Cantici siano diversi, non c'è uno solo. Quindi si parla dell'amore in generale. E ciò che mi colpisce, mi ha sempre colpito, tanto che volevo leggerlo ai miei studenti l'anno scorso, però non c'era abbastanza sensibilità per farlo. E quello che mi ha colpito è che è sempre moderno, anzi è eversivo tuttora. Perché? Perché non parla del sesso realizzato, ma parla del desiderio. Cioè il desiderio che è la parte di gran lunga maggiore nella relazione amorosa, no? Rispetto al desiderio, il sesso praticato è poca roba, no? E sì, cioè, e quello anche tu hai detto rispetto alla lontananza, no? Sì, perché si parla del desiderio, la mancanza, oppure il vuoto, parlare del vuoto di cui parlavi con Ceronetti. E questo è eversivo anche rispetto a una cultura dominante oggi che ci propone ogni qualvolta la sessualità come forma di consumo, come soddisfazione puramente fisica, no? Mentre
a partire dalle cose, a partire dalla scuola dove si insegna state attenti, questa è la sessualità, però state attenti, ma prendete le precauzioni, eccetera, eccetera, no, in forma sanitaria o medica addirittura, no? Quasi fosse un pericolo, no? Anziché la cosa fondamentale dell'esperienza umana. Quindi io, il Cantico dei Cantici è una cosa bellissima e credo, e per me inarrivabile. Ecco, Sublime, senso, sublime, sì. Serapia. Comunque sì, Alessandro, ti do ragione perché noi parliamo anche, non lo so che cosa è successo qui, mi stanno scrivendo. Allora, parlando della scuola, la scuola si propone anche un'educazione sentimentale emotiva, non solo l'educazione sentimentale. Io da poeta, perché ho scritto 12 libri, quindi a un certo punto tu ti dici ma sei poeta o no? Non lo so, a me hanno sempre detto di essere, gli altri mi hanno detto che io ero poeta, perché io da sola non mi sarei potuta definire. Noi possiamo dire io sono bruna, sono mora, sono alta, sono bassa, ma non puoi dire io sono poeta, come fai a dirlo tu stesso? Te ne accorgi poi camminando nella vita, vivendo. Da poeta, dopo aver scritto 12 libri, era una cosa che io dovevo fare proprio per mandato. Quindi io mi sono presa la responsabilità di un atto simile che ci vuole anche un certo coraggio, perché pubblicamente parlare di queste cose per una donna che fondamentalmente vive sola, è sola, e prendersi la responsabilità di incidere con questi sentimenti è un qualcosa che va fatto intorno ai 40, non intorno ai 30. Io prima non avevo avuto assolutamente il coraggio di fare una cosa simile, anche perché quando ne vai a parlare alle generazioni altre, molto più giovani, quindi anche ai ragazzi, non solo da insegnante, ma anche come persona, come umanità, tu devi comunque rassenerarli sul fatto che il rapporto amoroso è un rapporto bello, anche sul fatto dell'amare, della fedeltà come trasgressione, si parla sempre della fedeltà come trasgressione. Oggi i modelli promulgati dalla televisione e dalla pubblicità, parlo io che non ho la televisione, un amico me l'ha regalata, però poi non so che fine abbia fatto, penso l'ho data a mia mamma, quindi sono loro per testimoni, proprio testimoni della vita. Io non ho la televisione per mia scelta, perché appunto questi messaggi subliminali continui, anche i social sono continui messaggi subliminali, TikTok, Instagram, io sto facendo una lotta per ricreare un'anima, cioè proprio abbattere quelle che sono tutte gli inconsci collettivi, anche la stessa, una mossa, non so, uno stendardo, quello che dicono vessillo, un vessillo di bellezza può diventare icona. Allora una donna ricca, per esempio, per dire, senza né arte né parte, passa un modello anche ai giovani, perché su TikTok stanno più ragazzi che adulti. Io mi sono resa conto che stanno proprio i ragazzi su TikTok, le generazioni nuove. Allora deve esistere cioè un qualcosa che si oppone, il pensiero libero. Il poeta, se deve agire oggi, deve agire anche sui social. Io per questo lotto su questo fatto dei social, non perché io abbia la mania dell'esibizionismo, però secondo me un educatore deve educare anche proprio dal popolo, dalla massa, dalle radici, perché se si cambia, se si incide il pensiero libero, la criticità, questo è quello che dovrebbe fare l'insegnamento. Essere critici. Allora tu vedi un modello, vedi un altro modello, poi ti fai un'idea critica del fatto, non è che lo emuli tale e quale. E il Cantico dei Cantici è appunto quello che si può definire un modello invece di bellezza a cui tendere, perché è la perfezione, perché è quello che è la salute anche emotiva, perché si parla anche di una salute sentimentale, di provare bei sentimenti per una donna, per l'amato, per la madre, di nutrire bei sentimenti. E se la televisione, se si parlasse più di questo, è chiaramente che il messaggio inconscio, il messaggio subliminare sarebbe totalmente diverso. Ma in televisione si sognerebbero di fare un programma simile su una cosa del genere, anche perché programmi simili sono destinati in ultimissima serata a luna di notte, dove i ragazzi già stanno dormendo, che il giorno dopo devono andare a scuola e non sapranno manco l'esistenza di cose simili. Quindi ciò che tu dici, l'educatore oggi che dovrebbe fare, noi ritorniamo a Platone, no? A Socrate, l'educatore oggi che dovrebbe fare? Il mandato sociale del poeta oggi qual è? Io ho seguito il mio mandato,
ho scritto questo libro, questa rilettura, perché era una cosa che andava fatta e che io sono contenta di aver fatta, e sono contenta anche di parlare in altre sedi, se mi invitano ci vado con piacere. Sono contenta che questo libro segui la sua strada anche per l'insegnamento, perché io non avrei timore di dirlo ai miei ragazzi, se i ragazzi fossero formati a uno stato di grazia. Ma questo deriva anche dall'istruzione emotivo-sentimentale che manca nelle nostre scuole, parliamoci chiaro, istruzione emotivo-sentimentale. Ci dovrebbero essere quelle 3 ore a settimana dove a parlare non è una sociologa, una psicologa, è un po' tutt'uno, sociologia, psicologia, se si parla anche di antropologia, delle tribù antiche. Quindi sì, secondo me possiamo anche migliorare nell'educazione, possiamo anche migliorare l'emotività delle nuove generazioni, dei giovani d'oggi. È chiaro che se io da giovane avessi avuto una professoressa che mi avesse parlato del Cantico dei Cantici, io me ne sarei innamorata. Sì, perché poi dipende anche dai gusti, però sono linguaggi che romantici, quindi che prendono nelle nostre generazioni, nuove generazioni, messaggi romantici, messaggi veri, di verità, di volersi bene. Quindi quello che dici tu è proprio vero, non si può dire veramente nulla sul Cantico dei Cantici, è il libro sacro per eccellenza, così come sono sacri i messaggi che dà. Io sono stata veramente orgogliosa di aver riscritto questo libro, veramente sono contenta, tanto. Poi questo libro mi ha ispirato poi le liriche che ho scritto io, perché anche io ho scritto dei dialoghi più incentrati, ovviamente c'è inserito i messaggi di oggi che qui non ci sono, chiaramente mica si fa riferimento ai social, a TikTok, alla vita reale, però sono in fieri, c'è il paradigma per vivere tutte le età. Per questo è immenso il Cantico dei Cantici, senza storia, perché contiene tutte le storie, quindi veramente la nostra letteratura, siamo grati delle perle che ci ha regalato, di quello che hanno fatto gli altri prima di noi, e noi dobbiamo prendere il bello e cercare di darlo agli altri. Si parlava tanto del fatto quando Benigni andò a Sanremo a leggere il Cantico dei Cantici, ecco, quello è stato un momento di altezza della nostra televisione. Lascia che sicuramente non voglio parlarne male, per carità, non voglio nessuna querela, vabbè, che non penserebbero a me, però lascia tutti i soldi che ha preso per quella serata, però ha dato una potenza, insomma, letteraria, vabbè, che lui legge anche Dante, quindi fu bello quel momento, fu un momento alto di televisione. Lui lesse il Cantico dei Cantici, fu un momento alto veramente di televisione a Sanremo. A Sanremo. Quindi sì, appoggio veramente ciò che hai detto, e secondo me sarebbe bello leggerlo a dei ragazzi in uno stato di grazia. A scuola sarebbe bello leggere solo alcune parti, magari quelle più vicine ai ragazzi, fare un discorso proprio per i ragazzi. Questo discorso che ho fatto adesso non è per i ragazzi, però saprei impostarlo, magari citando anche alcuni filosofi di pedagogia che adesso studio continuamente per la scuola, pedagogia, quindi non è lontano il discorso sentimentale, il discorso dell'amore, il discorso empatico, non è lontano dai pedagogisti. No, no, no. Anzi, oggi la scuola d'oggi si basa molto su questo discorso sentimentale. È cambiata, non è più quella la scuola di prima. Prima la scuola era più tecnica, poi con Montessori, con tutto noi sappiamo, no? La nostra rivoluzione scolastica, c'è stata una scuola più empatica, più fatta sui sentimenti, sulle intelligenze multiple, no? Gardner, e quindi il discorso sentimentale si inserisce nell'insegnamento, assolutamente. Quindi, volevo concludere, non lo so, qualcuno vuole fare una domanda? Samantha? Io ti faccio una domanda, visto che comunque hai fatto tanti riferimenti colti che non sono nemmeno in grado di cogliere. Volevo sapere cosa c'è di tuo qua dentro, se c'è qualcosa di tuo della tua vita, se nella riscrittura hai messo la tua esperienza anche personale. Ok, grazie Samantha di questa domanda. Non è assolutamente vero che tu sei molto colta, sei molto brava, sta parlando una mia collega molto molto brava, è molto umile, già questo è veramente una grandezza d'animo. No, Samantha, quando io l'ho riscritto, ti dico che cosa mi è successo. Io avevo scritto questo libro che si chiama Nelle sue braccia. Avevo scritto questo libro con dei testi di saggistica,
e anche di arte, testi che poi sono confluiti in questa raccolta che si chiama Re dei Mesieri, che ho mandato a un progetto. Però io stavo semplicemente spazzando a terra, mi devi credere. Io vivo in questa casa piccolina, però loro sanno bene che casa è, e quindi stavo spazzando, però mi sono detta, mamma mia, però io sto riscrivendo, sto parlando della Regina di Saba, la Regina di Saba, perché poi ho scritto anche un monologo proprio della Regina di Saba, con la Regina di Saba quando vede Salomone, quello è totalmente inventato, non è una riscrittura. Però sto parlando di tutto e non ho proprio riletto il Cantico dei Cantici. Fammi vedere chi l'ha fatto. E da quel momento poi ho detto, mamma mia, però fammi leggere, com'è bello, com'è bello. Quando tu leggi il Cantico dei Cantici, ma è bellissimo, Samantha, mamma mia, cioè è troppo bello, perché tu poi dici, mamma mia, ma come arriva una cosa del genere? Ma come arriva così? Allora mi ne sono innamorata e a quel punto ho detto, allora, sai che c'è di nuovo? C'è il Cantico dei Cantici, lo scrivo come parlerebbe una donna di oggi, perché è chiaro che una donna di oggi non parla come sta scritto nella Bibbia, cioè sembra arcaico, invece una donna di oggi parla così. E io ho detto, vabbè, facciamo così, siccome io sono nata con questo strumento, mi metto a scrivere come ogni donna avrebbe detto così alla persona che ama. Samantha, se non lo facevo io, chi lo faceva? Io mi chiamo Sabatina, sono nata così, regina di Saba, quindi ho detto, vabbè, facciamolo, e quindi ho fatto quest'opera, ho scritto quest'opera, ed è nata veramente così, cioè che io stavo pulendo e ho detto, mi metto a computer e la riscrivo, ma io l'ho scritta, è stato un lasso proprio di tempo, l'ho scritta nel giro di 3 giorni, quella là proprio l'impianto di base. Poi sono stata anni per pubblicarla, perché i libri hanno un'anima loro. Cioè, se un libro non si vuol far pubblicare, non si pubblica. Se il libro invece si vuole pubblicare, subito si pubblica. Non lo so, seguono dei percorsi loro, non lo so, insomma, definirli. Però ho visto che ogni libro è come se ci avesse un'anima sua, un disegno. In, a un certo punto tu non sei né schiavo né padrone del libro, sei solo un tramite. Non so se vi è mai capitata questa operazione, un'idea illuminata. E per me mi è capitata questo libro. Poi ho scritto altri progetti, per esempio ho scritto il monologo della Regina di Saba, ci stiamo dilungando altrimenti si chiude la diretta, però è importante anche per le persone che sono qui e sono con me. Mi dispiace che voi non potete esserci perché è bello di persona. Comunque ho scritto anche un monologo sulla regina di Saba, poi ho scritto un monologo su Teodora, la regina bizantina. Ne ho scritto un altro su Euridice, questa regina degli inferi. Euridice, no? La regina degli inferi che viene rapita dal fratello di Zeus. Zeus era bellissimo, era il re degli dei, stupendo, pieno di amanti, poi le amanti si scocciava e le trasformava in animali, però aveva un fratello, Tetro, che stava negli inferi, Orfeo, e quindi lei viene rapita. Proserpina, ho detto Euridice, ho detto un'altra cosa, mi sono imbrogliata con l'altro, Proserpina, e quindi lei poi ha dato vita al mito delle stagioni con la madre Demetra, e quindi io ho scritto tutto questo. Mi sa che ho scritto anche qualcosa su Euridice, non mi sto confondendo, però per dirti che tra i vari lampi che ultimamente che sto attraversando, questo qua è quello là che è più vicino a me, più vicino al cuore. Per dirti, e adesso ho riscritto si può dire, il mito um, Proserpina, Euridice, ho riscritto un monologo su Teodora, però chiaramente non ci ho messo la parte lirica. Diciamo che qui è la parte lirica, lì è più una parte più intellettuale. Qui c'è proprio la parte lirica, perché anche Ceronetti quando dice amore mio, cioè proprio quando tu sei come dire, così intrecciato all'altro, così veramente radicato nell'altro, che non puoi tornare indietro. Lui ti fa arrivare a un punto di pienezza del connubio tra l'amato e l'amato. Infatti Ceronetti parla anche di Santa Teresa d'Avila, Santa Teresa d'Avila, la scrittura in spagnolo.
un connubio tale, un matrimonio così mistico, estatico, che poi tu non puoi tornare indietro. Tornare indietro è solo il dolore, cioè tornare indietro ti lacera l'anima, no? Quando tu sei arrivato a un punto tale di completezza con l'altro, che tornare indietro ti lacera, cioè sei in frantumi. Quindi questo è un punto di pienezza, il matrimonio. Il matrimonio, l'oblatività, cioè si parla spesso dell'oblatività. Avere un marito è come avere un figlio, cioè accudirlo, questo senso di accudimento che ha la sposa per lo sposo. Leggo solo questo, poi la finiamo, oppure vi posso leggere anche la prefazione e la postfazione che hanno scritto, in modo tale, non lo so, vi fate un'idea su quello che è stato detto del libro. Come volete. Potrei anche leggere la postfazione dell'amico. Leggi quello che hai scritto te, dai. No, io l'ho scritto, l'ho detto quello che ho scritto. Ti leggo quello che ha scritto il poeta che ha scritto la postfazione. Allora, lui è Giampaolo Mastropasqua, è un psichiatra famoso, riconosciuto, poeta, musicista, e ha scritto la postfazione del libro. Siamo amici da diversi anni. Allora, Cantico degli amanti dal lato del marito potrebbe configurarsi come un vademecum della sacralità ossimorica dei rapporti umani nel rito quotidiano in amore, un libro in grado di riattualizzare il sacro cantico dei cantici in chiave postmoderna, progettandolo nell'epopea delle nostre frenetiche giornate disumane. Un libro che canta il desiderio onirico, la voluttà erotica verso l'altro da sé, come anche proiezione del sé, il richiamo all'amore trascendente degli amanti, l'ossessione del voler essere amati divinamente, anche se l'amato fosse immaginato, anche se amare fosse fantasia o fantasmatico, erotomania dell'assente e dell'assenza. Delirio puro, sacrificio vitale, ebbrezza reale. Vi è una costruzione teatrale naturale in questo libro, dal monologo al dialogo al coro di una tragedia greca, in un linguaggio piano che ora segue il ritmo narrante dell'interiorità, ora si fa inno di un tempo senza tempo, ora libera preghiera. Una raccolta in nuce colma di tormentato struggimento, in risonanza tra altissima spiritualità cercata e sensualità obliata, sotterraneo richiamo alla poetica di Marceline Desbordes-Valmore, la più amata dai maledetti, o in parte ai più recenti diari poetici viventi di Emily Dickinson e di Virginia Woolf. Questa raccolta coraggiosa e intenzionalmente a tratti scentrata dal proprio tempo, nonostante l'utilizzo talvolta di lemmi social, lui è contro questo mio scrivere più concreto, è in realtà un viaggio nella divergenza del sentire, dove tutti i numi tutelari personali della poesia d'amore, orientali e occidentali, vengono convocati benché sfiorati, vengono invocati per salvare il nostro tempo dall'assenza dell'amore. In virtù e in correlazione con il cantico delle origini, il marito e la moglie potrebbero sia essere maschio e femmina reali, sia coppia idealizzata o adamitica, nonché estrema metafora, ossia rimanderebbero a Dio che è in sposa la terra umanità. Sabatina Napolitano, che può vantare una rara e sedimentata conoscenza letteraria contemporanea in rapporto alla giovane età, non l'ho pagato, sia per il suo percorso personale che per la sua evoluzione e trasversalità in scrittura, è da ritenersi senza alcun dubbio, e questa raccolta lo conferma, tra le più autentiche poetesse italiane della sua generazione. Vabbè, perché noi parliamo in generazioni, i critici parlano in generazione. Questa cosa mi vergognavo un po' a dirla, però mi ha fatto dei complimenti. No, e questo è quello che lui ha scritto in postfazione, che è quello che diciamo anche noi in chiusura. Se volete farmi qualche altra domanda, altrimenti chiudiamo. È stato bello però avervi qui, anche per gli amici a casa, perché penso che non stia registrando. Un'ultima domanda. Poi però, sull'ultima, poi me ne vado, non lo prendere eventualmente come scortesia, ma c'ho uno. No, ma io vengo con te, perché tra l'altro non posso andare. Perché l'hai chiesto? Perché l'ha fatta dalla parte del marito? Perché la cosa, il cantico dei cantici è bionivoco, no? Parla di tutte e due le figure, e la cosa, certamente il desiderio è un legame fortissimo che poi porta anche al matrimonio. Ma perché tu l'hai visto solo dalla parte del marito? Cioè, che significa questa cosa? No, non è che l'ho visto solo dalla parte del marito, non è vero, perché c'è questo titolo. Nel libro
Il titolo è semplicemente puramente una strategia, Alessandro, perché io chiamandomi napolitano, Poli, dovendo giocare anche col mio nome, Alessandro, perché comunque il mio nome me lo porto per sempre, non ho visto una polarità nell'amore, nel letto, ci ho voluto vedere una carnalità, un'unione. Quindi ho detto dal lato del marito, perché poi non c'è una polarità. Lui, il marito, no, che sta dall'altra parte del letto a dipesa di come anche la fede. Gli spagnoli la portano com'è? La fede gli spagnoli la fede mi sembra che gli spagnoli la portano a destra, altri a sinistra. Quindi il fatto dei lati, a me, io ho voluto sottolineare, non c'è polarità per me. Per me è un'unione, è l'unione dei poli, l'amore è l'unione dei poli. Allora era un po' provocatorio e un po' anche giocava su questo fatto del mio cognome napolitano, Alessandro. Quindi io però l'ho sottolineato perché ho scritto nel libro c'è anche la sezione scritte da lui per me e scritte da me per lui, cioè io ho impersonificato un io maschile. Quindi a maggior ragione proprio per il titolo del libro, dal lato del marito. Grazie. Grazie mille. Saluti a tutti. Ciao ragazzi. Oh mio Dio.